e ben arrivati a una nuova puntata di Telepace Sport, come al solito a lunedì a casa Caritas a Chiavari intorno alle 21:02 questa sera. Ciao Luca. Buonasera. E ciao Giacomo. Buonasera a tutti. Salutiamo Gloria, che questa sera siamo tutti al maschile. Allora, ricominciamo dopo la pausa pasquale, che anche questa sera abbiamo dei bellissimi colori in studio, parleremo soprattutto di calcio, abbiamo la rappresentanza del Sessi Levante e poi del basket, col basket Rapallo, ma anche tanti servizi, tante interviste poi con diversi personaggi che abbiamo qua al Teatro Caritas. Giacomo, cosa ci anticipi? Parliamo del calcio? Ma sì, dai. Allora, è andata abbastanza bene. È andata abbastanza bene. Tocca farla a me perché non c'è Gloria. Vai tranquillo. Vediamo se riesce. Allora, intanto per la Serie C sta giocando in questo momento in Lentella, Pescara. Sono 0-0, almeno fino a poco fa, ma nel caso ve ne daremo poi notizia durante la puntata. Sempre per la Serie C il Sestri ha giocato venerdì, ha perso 2-0 in casa contro il Pineto, comunque si trova in una posizione abbastanza tranquilla per adesso, è fuori dalla zona play-out e diciamo che se non succedono cataclismi dovrebbe riuscire a salvarsi. In Serie A il Genoa ha vinto ieri in casa del Verona, ha vinto 2-1 in rimonta grazie al gol di Ekuban e Gudmundsson. In Serie B la Sampdoria ha pareggiato 2-2 sabato a Palermo grazie ai gol di Leoni, è andata in vantaggio, poi è andata in svantaggio e poi ha pareggiato con Darboe. Sempre in Serie B lo Spezia ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Lecco e lo Spezia che rimane un po' inguagliato nella zona play-out e diciamo, comunque ci sono le ultime partite per provare a risalire. La Serie C l'abbiamo detta, in Serie D la Lavagnese ha pareggiato per 2-2 col Vado, è un pareggio importante in ottica salvezza anche perché il Vado è una squadra che è in zona play-off e Lavagnese che era andata in svantaggio per 2 volte ed è riuscita a pareggiare. Infine facciamo uno strappo alla regola e parliamo dell'eccellenza perché nel campionato regionale di eccellenza l'Imperia è matematicamente promosso con 3 giornate d'anticipo grazie alla vittoria per 3-1 a Santa Margherita contro la San Margheritese, quindi dopo 2 anni ritorna in Serie D. Bene, allora questi anteprima di risultati, carrellata sul calcio. Luca invece in piscina? In piscina allora abbiamo avuto la Coppa Italia femminile, abbiamo avuto il campionato di Serie A1 maschile, la A2 è sempre più avvincente e quindi avremo modo di parlarne. C'è grande soddisfazione perché Roberta Bianconi per la 3ª volta è stata eletta miglior giocatrice europea per il 2023, quindi questo è un riconoscimento importante per Roberta, la giocatrice del Rapallo. Sappiamo tutti che è sempre stata una campionessa, affronterà le Olimpiadi quest'anno, quindi la sua 3ª Olimpiade, quindi complimenti a Roberta per questo riconoscimento. Bene, allora prendiamo posizione e andiamo a presentare gli ospiti. Prima però voglio salutare Giorgio della nostra squadra che ci sta vedendo sull'app. Lo aspettiamo presto qua in mezzo a noi, facciamo un bel applauso a Giorgio. Su questa bella carrellata di atleti che abbiamo in studio. Allora, dicevamo Sessi Levante, qua una bella rappresentanza, soprattutto anche come dirigenti, per quanto riguarda il settore giovanile, direi Simone Melillo, responsabile settore giovanile appunto del Sessi Levante. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Fabio Ghiorzo, allenatore esordienti Sessi Levante. E Marco Bo, preparatore portieri Pulcini, esordienti Sessi Levante. E vediamo questi bei colori rossi questa sera, i colori del Genoa, rosso-blu del Sessi Levante. Poi vicino a Marco Bo, tra l'altro con Marco parleremo anche di tennis, perché è un super campione del tennis, col tennis Mimosa Sessi Levante. Abbiamo Hermes Pattallini, pensate ex portiere della Sampdoria. Di Sessi Levante, perciò poi ha giocato in diverse squadre, abbiamo una bella storia da raccontare. Dal calcio passiamo al basket, lo facciamo con la società rapalese Next Step Basket Rappala appunto, qua coach e presidente Massimiliano Bozzola.
E poi abbiamo un campione, Chaka Sanogo, pivot, next step, basket, Rapallo. Pensate, il fratello, come si chiama il fratello? Adama Sanogo, Ecco, gioca, dillo tu. Chicago Bulls. Ecco, benissimo, nell'NBA. Perciò una bellissima rappresentanza. Quando sei arrivato in Italia, Chaka? 3 anni fa. 3 anni fa. Sì. E sei capitato da Massimiliano? Sì. E col fratello come sta andando? Cioè, vi sentite? Sei andato già a vedere i Chicago Bulls? Sì, sono andato 2 mesi fa. 2 mesi fa. Sì, dicembre. Come stanno andando quest'anno? Sì, è un rookie quest'anno, quindi è il suo primo anno in NBA, quindi si sta. Ecco, che ruolo ha lui? Gioca 5, pure lui 5. Pivot. Sì, pivot. Quanto è alto? 2,8 metri. 8. E invece tu? 2,2 metri. Bene, un bel applauso a Chaka. Allora Simone, hai portato una bella rappresentanza del settore giovanile. Assolutamente sì, ho portato la Leva 2011, sono esordienti secondo anno, giocano a 9, prossimo anno saranno giovanissimi, quindi giocheranno a 11, inizieranno il calcio, quello che io chiamo il calcio dei grandi. Sono una leva molto importante per noi, anche perché rispecchiano, secondo me, il vero spirito corsaro. Io quando li vedo giocare sempre con grinta, entusiasmo, sono ragazzi quasi sempre presenti agli allenamenti, si impegnano tantissimo e lo può testimoniare naturalmente il loro mister. Quando Sestri giocava ancora al Sivori fino all'anno scorso erano quasi sempre tutti presenti ai gol. Insomma, gli è stato trasmesso questa Sì, assolutamente. grinta della prima Non squadra. serve neanche incitarli più di tanto perché fanno tutto da soli, quindi siamo particolarmente orgogliosi di loro. Ecco, poi bene, dalla regia arrivano queste immagini, poi le commentiamo, Simone, che ci riportano ancora un po' questo derby storico tra appunto Sestri Levante e Virtus Entella giocata al Ferraris, ma poi ne parliamo. Qua andrei con Hermes perché insomma è un po', diciamo, il rappresentante, no, del calcio di tantissimi anni. Un flash che poi entriamo dentro, no? Ma tu, calcisticamente parlando, dove sei nato? Sono nato nel Sestri, giovanile, allora a 14 anni giocavi, fino ai 14 non giocavi, cioè non ce n'era campionati inferiori. Poi ho compiuto gli anni a marzo, quell'anno lì, e dopo 2 giorni ho giocato la prima partita ufficiale contro il Genoa. Contro il Genoa. E poi l'anno dopo ho giocato ancora nel Sestri e poi sono andato alla Sampdoria. Questo ruolo, il portiere, dal primo giorno che hai pensato al calcio, ecco, vediamo questa foto, hai subito pensato di fare il portiere? Ma ti racconto una storia, no? Che da ragazzini andavamo al campo a giocare, no? Nella parte dove c'è il campetto a 7, lì facevamo partite tutto il giorno e facevo, non so se la terza elementare, e giocavo in porta, no? E c'era l'allenatore Zucchera che è stato forse come un padre per me, no? E lui gli piacevano i portieri. Mi ricordo che, non so se facevo la terza elementare, mi fa martedì prossimo vieni a allenarti a scuola era. E da lì avevo continuato, aspettando sempre quell'età e 14, ogni anno mi misurava per vedere quanto ero cresciuto. Crescevi sempre. Perché per forza. Bene, e poi... Bene, Hermes, poi andremo un po' a raccontare, tanto per fare un giro con tutti, abbiamo Fabio Ghiorzo che ci siamo già incontrati diverse volte anche da giocatore, e tu invece Chiavari e Sestri, no? Chiavari e Sestri, sì. Io calcisticamente ho iniziato a Sestri. Hermes ha dovuto aspettare i 14 anni, io ho aspettato i 15 anni per esordire in prima squadra e niente, ho fatto parecchi anni a Sestri Levante, alcuni anni a Chiavari e poi sono tornato di nuovo nuovamente a vestire la casacca rosso-blu del Sestri Levante e niente, sì. Confermo quello che dice
Simone dei ragazzi della leva che ho, perché sono proprio una leva molto interessante. È bello stare insieme a loro e passare il tempo insieme a loro. Bene, allora così abbiamo da raccontare qualche bella notizia. E invece Marco Bo, lo abbiamo avuto per parlare di tennis, ma nel calcio, non a caso sei vicino a Hermes, no? Perché portiere lui, portiere che tu alleni i portieri Pulcini e i loro esordienti, giusto? Sì. Hermes è stato il mio allenatore quando giocavo a calcio in porta. A 14 anni sono andato alla Sampdoria a fare un anno a Bogliasco e mi allenava Piero Battara, che era il tuo... Sì. Era il portiere della Sampdoria. E quell'anno lì io mi sono formato come persona, come portiere. Poi sono tornato a Sestri, ho giocato ancora 2 o 3 anni, poi a 17 anni ho avuto una piccola crisi perché tornato da Bogliasco non avevo più quella figura di allenatore dei portieri che Piero Battara riusciva a dare. Avevo smesso di giocare, poi avevo saputo che Hermes allenava i portieri del Sestri Levante, quindi sono andato al campo, gli ho chiesto se potevo allenarmi, sono tornato ad allenarmi, ma ha ritrasmesso la passione per il ruolo del portiere e poi l'anno dopo, primo anno di eccellenza del Sestri Levante, mi avevano tesserato come facevo il secondo portiere a Vittorio Raffo. E da lì è iniziato sempre con lui allenatore. E poi, insomma, il papà Renato cosa diceva? Lui tennista e tu... No, papà prima di giocare a tennis faceva anche lui il portiere di pallone. Allora... Poi si è rotto la spalla, gli hanno dovuto mettere un chiodo e allora gli hanno sconsigliato di continuare a fare il portiere. Ha iniziato alla vecchia FIT Ferrotubi, gestiva i 2 campi che erano lì alla FIT e ha preso il patentino da insegnante e ha iniziato a gestire impianti sportivi. Però prima lui è nato come portiere di calcio, anche lui. Bene, allora insomma, parleremo anche un pochino di tennis dopo. Massimiliano, invece del basket a pallo cosa dici? Sono delle novità perché tutto il basket a pallo si sta mettendo insieme. Fino all'anno scorso eravamo la Next Step Basket, che comunque è una cosa tipica per la Liguria, un po' per l'Italia, perché è tipo un college americano e abbiamo ragazzi un po' da tutto il mondo, stranieri come Sanogo, dai 13 ai 17 anni, con la storia calcione di Enrico Orio, dove tra le altre cose ho allenato diversi anni. Quest'estate ci è preso la voglia di provare a mettere insieme le forze, ne è uscita una cosa super perché siamo riusciti a mettere insieme 2 gruppi per ogni annata. Insomma, quest'anno i risultati sono sotto l'occhio di tutti come dal punto di vista sportivo, ecco. E direi che fa bene al basket questa collaborazione, no? Assolutamente. Soprattutto fa bene ai ragazzi perché secondo me per Rapallo era assurdo che i ragazzini della stessa classe, uno il pomeriggio giocasse con i colori giallo-verdi, uno giallo-neri, quindi abbiamo trovato una soluzione in primis che accontenta loro e mette in condizione loro di far meglio. Ecco. Poi vengono anche risultati e soddisfazioni nostre. Ecco, abbiamo qualche immagine che un po' di tempo fa, un mesetto, 2, avete fatto un torneo importante a Rapallo, sì, no? Perché io da 8 anni con l'Academy si sta facendo questo IBL, che è un torneo europeo per club. Ci sono dalla Russia all'estremo est fino alla Spagna, 50-60 team di ogni annata. Io l'ho sempre fatta con i più grandi. L'anno scorso, il primo anno che allenavo i 2010, ho detto vabbè, andiamo, proviamo a farla, magari arriveremo ultimi, però siamo una delle poche squadre in Italia che fa questa cosa. È stata una bella soddisfazione, una bella esperienza per i ragazzi, perché siamo passati alla prima tappa di Budapest, scusa, dove abbiamo perso giustamente tutte le partite perché il gap fisico è impressionante, e poi al ritorno però il lavoro ha pagato, abbiamo portato a casa 2 vittorie su 4 incontri, quindi l'obiettivo era portare a casa una vittoria a inizio anno.
Pesaro e Milano ha perso di un punto. Con l'Under 19. Con l'Under 19. Con l'Under 19 abbiamo Ecco, queste invece si riferivano a quello che dicevi prima, no? Le immagini. Esatto. Con l'Under 19 tutti gli anni siamo invitati alla Coppa Carnevale, che è arrivata alla 34esima edizione, un po' la Viareggio del calcio come torneo in Italia, dove ci sono i top club italiani e poi siamo noi come guastafeste. E quest'anno, dico la verità, in maniera a sorpresa, perché non avevamo la squadra importante come gli scorsi anni, però devo dire la verità, ragazzi, sono stati pazzeschi e siamo andati a 2 secondi dalla vittoria, perché l'Armani Jeans, che insomma è l'Armani, In finale avete perso di un punto, no? ha perso di 1, hanno fatto loro il canestro della vittoria a 2 secondi dalla fine. Non c'è problema. Insomma, un po' di Come siete arrivati? secondi. Da una No, parte... ma gli ultimi secondi, come è finito quel punticino a favore di Milano? No, è stato metti il dito nella piaga. No, non volevo. No. Non pazzesco, volevo. perché eravamo più 4 a 40 secondi dalla fine. Devo dire la verità, un po' l'esperienza degli arbitri che non se la sono sentita di fischiare a favore di una Cenerentola rispetto a campioni d'Italia. E abbiamo pagato dazio le ultime 3 Comunque, azioni. da esperto di basket che sai, in 10 secondi nel basket possono succedere tutti i colori, no? Sì, era meglio se succedeva di tutti i colori per noi. E questo va bene, però... Credo che sia un po' come la pallanuoto, no? Che nel basket i secondi, Sì, decimi di secondi, fai assolutamente. ancora, tu vinci di 3-4 punti a 10 secondi alla fine, non è detto che poi vinci la Basta un partita. contatto, cioè E Luca, con i secondi, no? Si avvicina un po' alla pallanuoto. Col tempo effettivo, effettivamente, insomma, il tempo è importante, ecco. Anche nella pallanuoto ci sono dei momenti che sembra magari un risultato già acquisito e poi in pochi minuti, diciamo, se non proprio secondi, diciamo in pochi minuti, 2-3 minuti, una partita può cambiare, ecco. Basta un calo di una delle due squadre, magari un po' per stanchezza o per altri motivi. Ovviamente anche nella pallanuoto ci stanno queste situazioni in cui una squadra riesce a recuperare poi alla fine, magari per giusto qualche secondo, oppure scoccare il tiro proprio sulla sirena finale, ecco, perché succede anche quello, ecco, che magari manca un secondo alla fine, c'è un'azione di superiorità o altro, che c'è il tiro a un secondo dalla fine che va in porta e cambia il risultato della partita, ecco, come il canestro all'ultimo secondo che ci sta, ecco. Ecco, su questo magari il calcio ha Simone, altri concetti, anche se quando c'è quelle partite tirate gli ultimi minuti... Sui tempi di recupero il calcio ha fatto dei progressi, perché prima i tempi di recupero si aggiravano intorno ai 4-5 minuti, adesso addirittura siamo arrivati ai 10 minuti, quindi... addirittura? Sì, anche, ma vediamo anche nei professionisti, comunque col VAR. Quindi in 10 minuti può succedere di tutto. A me è capitato 2 volte a favore, 2 volte, una volta contro, di perdere all'85esimo 1-0 e poi vincere 2-1. E infatti il detto di Vujadin Bosco quando diceva partita finita quando arbitro fischia, non al 90esimo. È giusto. Ma comunque anche ieri c'è successo quella che è partita, non so, pareggia al 90esimo, 94esimo, non so quale squadra, ma ho letto qualcosa del genere. L'Empoli. No. Sì, succede anche nel calcio che gli ultimi minuti sono importanti. Quando arbitro fischia. Sì. Io andrei, perché abbiamo altre persone importanti in studio, andrei da un under nazionale di basket. Facciamo benissimo. Elvira Zaccon. Allora, racconta un pochino la tua storia. Buonasera a tutti intanto. Io ho cominciato giovanissima, un po' come tutti i ragazzi che ci sono qua. Sono andata via di casa presto, sono stata a Napoli nella Ex-Fard, poi sono stata in A2 ad Alcamo e poi per un po' di anni ho fatto l'Under 20 femminile nazionale,
poi ho cominciato a lavorare seriamente, quindi ho un po' smesso. Poi quando sono tornata a Rapallo per lavoro ho incontrato questa realtà della Next Step e mi ci sono subito avvicinata perché è una cosa bellissima trasmettere a questi ragazzi quello che ho fatto per gran parte della mia vita. Ecco, qua alleni, quale gruppo alleni? No, io aiuto Max nel gruppo 2011, Under 13. Under 13. E invece dell'esperienza con la convocazione, che effetto ti ricordi così Sì, essere mi ricordo convocati in nazionale? perché fino a qualche mese fa il capitano della nazionale italiana era in camera con me, in cameretta, con l'Under 20, anche con loro è rimasto comunque un bel rapporto, quindi ci sono sempre sentito un po' parte, anche se poi non ho continuato. Bene, insomma è qualificante avere Elvira che allena dopo aver fatto sicuramente tutto. Ora si deve mettere sotto a prendere i famosi patentini di allenatore, ma dal canto suo può riuscire a trasmettere quello che ha vissuto personalmente, quindi alle volte non è sempre detto un buon allenatore, buon giocatore, però ci sono alcuni casi dove la cosa è fattibile e quindi dovrà portare un po' la sua esperienza con i ragazzi, il suo entusiasmo e ahimè i suoi urli perché... La voce sì, si capisce, è bella, sì, con timbro. Non vedo l'ora che riesca a passare davanti io dietro in panchina perché ti dico è veramente dura star davanti dove la voce da dietro ti prende. Insomma arrivi a casa un po' stordito, quindi non vedo l'ora che posso essere dietro seduto e lei davanti. Verremo un po' a vedervi cosa succede in panchina. Va bene. Allora, questa sera, come vedete, parliamo un po', facciamo questo palleggio tra il basket e il calcio, tra il calcio di Sestri e il basket di Rapallo. Però, con Marco, parliamo un pochino di tennis, dai, che è la tua attività principale, forse o sbaglio? Sì, cioè io lavoro in un centro sportivo, però io sono anche allenatore UEFA B e ho allenato per tanti anni i portieri, nel senso che io vivo di sport, nel senso... sono allenatore di tennis, di padel, di squash, ma sono anche allenatore di calcio e da tanti anni, quando ho smesso di giocare a pallone, era 1998, ho iniziato ad allenare nel settore giovanile del Sestri, poi mi sono capitate delle occasioni, ho allenato in Serie D, con il Sestri, sempre i portieri. Adesso è da qualche anno... primo anno dell'Academy del Sestri Levante. Però ecco qua, ti vediamo con la racchetta, ma come li alleni i portieri? Allora, ti era già capitato, Hermes, di essere allenato con una racchetta? Adesso no. C'è l'evoluzione. No, c'è l'evoluzione, vai, spiegala un po'. Lo sai che quando ai tempi dei ragazzini, li allenavo, che li bendavo, no? Lo sai perché? E gli davo le palle per stare concentrati, per la concentrazione, no? Andare, infatti tutti dicevano perché facevo quell'esercizio e perché, cioè nel senso gli allenamenti di Hermes comunque erano già all'avanguardia negli anni 90 perché addirittura c'era Andrea Divano di Lavagna, Quattrone, c'erano dei portieri che non erano tesserati nel Sestri ma venivano ad allenarsi con Hermes perché era davvero speciale allenarsi con Hermes. E io uso le palline da tennis, uso vari strumenti durante i miei allenamenti perché ho avuto la fortuna di parlare con Gianluca Spinelli, che è uno dei migliori allenatori dei portieri, è stato per tanti anni allenatore al Genoa, e lui dice appunto che il portiere deve allenarsi in maniera varia e anche con delle palline più piccole per sviluppare la presa, i riflessi, tutte queste particolarità qua. Poi loro lo sanno che io ho un po' di fantasia negli allenamenti e li metto dentro, giusto Simone? Allora, Marco è sicuramente l'allenatore più eclettico che abbiamo. È divertente anche vedere i suoi allenamenti perché sono veramente coinvolgenti. E noi quando un paio di anni fa ci eravamo posti degli obiettivi, il principale era quello di migliorare l'Academy dei portieri. Quindi abbiamo pensato subito a Marco Bo, poi è arrivato anche Andrea Capozzi che allena le squadre agonistiche
E quest'anno alla famiglia dei portieri si è aggiunto anche Gianni Colaiacovo, bravissimo allenatore dei portieri, ha sempre allenato i grandi, e ti devo dire la verità che quando mi incontra la prima cosa che mi dice è: grazie per avermi dato l'opportunità di allenare i bambini di 5, 6, 7 anni. Ecco, intanto arriva la regia Udinese-Inter, perché gioca anche l'Inter 1-0, dunque vince l'Udinese al 40°. Sul discorso dei portieri, dei ragazzini, no? Mi ricordo sempre un aneddoto, perché ormai tanti anni, all'inizio, il primo giorno d'allenamento, io gli avevo detto: io cerco di insegnarvi qualcosa e voi insegnate qualcosa a me. E uno più sveglio, me lo ricordo, ci fa: ma come ti insegniamo questo? Ho detto: sì, perché dai vostri difetti io devo inventarmi degli esercizi per farmi migliorare. Se ci riesco, ho imparato qualcosa anch'io di nuovo. Certo. Allora andrei nuovamente dalla parte del Sesti, questa volta con Giacomo, che abbiamo il vice di Fabio Ghiorz, Matteo Oneto. Sì, stai pure seduto. Allora, tanto ci racconti da quanto tempo fai il vice e come ti trovi con questo gruppo? Allora, il vice ormai da 2 anni, dove avevo fatto prima appunto quando Simo era ancora allenatore, diciamo, e non direttore del settore giovanile, e quest'anno invece con Fabio appunto. Sempre con loro, sempre stesso gruppo, e mi sono trovato, cioè, da subito intanto ho avuto appunto il piacere, l'onore di subito da zero, senza aver senza avere esperienza, di essere stato subito accolto come appunto vice, e di aver subito sentito fiducia, da subito di aver avuto, diciamo, incarichi comunque che non è normale dare a una persona che appunto non ha una grandissima esperienza. E prima mi dicevi che hai giocato, com'è stato il passaggio dal campo alla panchina? Modestamente sarà strano, però meglio per me. Non essendo stato da livello di giocatore bravo, perché anzi Simo può testimoniare, essendo stato il mio ultimo allenatore, che a livello di calciatore non era assolutamente un buon livello, quello di allenatore è andata sicuramente senza dubbio meglio, cioè era anche personalmente mi sento meglio a livello di allenatore. Allora, visto che abbiamo sentito tutti gli allenatori, adesso chiedo a Tommaso Meneghetto, che è il capitano degli esordienti del 2011, come sono questi allenatori? Vi trovate bene? Beh, sono bravi, sono simpatici, ci fanno divertire tutti gli allenamenti, quasi sempre. E com'è il gruppo? Comunque tu sei capitano, segui da diversi anni, hai visto anche magari cambiare, che gruppo siete? Siamo un gruppo molto unito, siamo forti, nel momento del bisogno tutti ci si danno una mano, diventiamo ancora più forti proprio. E questa è una particolarità che secondo me è molto importante. Alberto Costella invece è arrivato da poco a Sestri, intanto perché sei arrivato e come ti stai trovando? Allora, io sono arrivata al Sestri Levante quest'anno, sapevo che era già una grande squadra. Infatti appena sono arrivato mi sono trovato molto bene, sia per gli allenatori sia con i compagni, infatti sono molto simpatici e, come ha detto il mio capitano, ci sosteniamo a vicenda e ogni partita cerchiamo di affrontarla con la grinta giusta. Allora, ci prepariamo che potremmo lanciare il primo servizio. C'è stata una manifestazione, Giacomo, direi molto sportiva, a Rapallo, la Reo Palos Race, che ogni anno ormai ci ha abituato con queste belle giornate di sabato. È stata una bella giornata sabato scorso. Ci vuoi entrare nel dettaglio, così vediamo i servizi? La Reo Palos Race è una competizione che è una di quelle cosiddette Spartan Race, quindi sono delle corse in cui bisogna fare diverse attività come saltare ostacoli, raccogliere delle cose, trasportarle, passare sotto a altri ostacoli, quindi è una corsa a ostacoli, però non gli ostacoli, l'atletica leggera. Rapallo è da un po' che la ospita e anche tu Roberto ci vai anche piuttosto spesso, perché comunque noi la seguiamo, quindi nel senso, aspettiamo anche una partecipazione da parte tua.
non faccio la gara. Comunque, che ti venisse il dubbio. Al di là dell'aspetto diciamo sportivo, comunque sembra una manifestazione che porta centinaia di persone a Rapallo in un periodo di anche cosiddetta bassa stagione, quindi che permette di avere anche persone da fuori. Ma per vedere quello che è successo in gara e anche le impressioni di alcuni dei partecipanti, vediamo il servizio. Da dove venite? Padova, Milano. Allora, com'è andata? Bene, come sempre. Me la ricordavo tosta, ma questa volta ancora di più, guarda. Che percorso è quest'anno? Bello tosto. Rispetto agli anni precedenti a cui ho partecipato è stata davvero dura, davvero tosta, però molto divertente. Gli ostacoli però aumentano. Gli ostacoli non aumentano come numero, ma aumentano come qualità e come un po', non tanto difficoltà, ma quanto quello che uno un po' deve esprimere, ci deve mettere un po' di grinta, ecco. La schiuma direi che è una bella novità. La schiuma è una cosa divertente, perché l'area Palus è anche divertimento, per cui ci teniamo anche a fare qualcosa di stravagante e divertente per tutti. Tra l'altro la schiuma verrà utilizzata anche per l'area Palus Kids, per i bambini. Insomma, bisogna subito recuperare. Tanto, bisogna recuperare tantissimo, soprattutto dopo gli ultimi ostacoli a mazzabraccia. Basta, grazie. Come ti chiami? Francesca. Da dove? Da Milano. Grazie. Hai già fatto? Sei già stata? Sì, l'anno scorso, infatti sono tornata anche quest'anno, troppo bella. Poi il paesaggio, bellissimo, unico. Qua è un misto, schiuma, sabbia. Ruota, ruota, un caos. Però bella, faticosa e il paesaggio bellissimo. Bellissimo. Ogni anno a Rapallo? No, prima volta, quindi bellissima. Ma eravate un gruppo? Eravamo in due. Siete arrivati in fondo? Sì, stamani, però bello, vale la pena. Qua il sorriso non manca. Meno male, lo si fa per quello. È vero o no? Fatica di meno. Si fatica di meno, anzi è più divertente, proprio divertente. Com'è andata nel percorso? Ma bene, dai, bene, a parte alcuni ostacoli che per me erano troppo difficili. Quali sono stati i più difficili? Il più difficile è stato il passaggio nella schiuma. Comunque, prima apparizione alla Rapallo è stata una bellissima esperienza. Molto bella. Organizzazione top. Com'è stato questo percorso di preparazione a questa giornata? Non è mai abbastanza, le domande sono sempre tante e ogni volta diverse, però insomma si prova. Sta parlando di 600 atleti venuti da tutta Italia e non solo. Sono tantissimi quest'anno, è stato davvero emozionante vedere così tanti atleti, molto molto bello. Non so voi sportivi cosa ne pensate di una manifestazione così, Massimiliano, ma c'è da sudare e divertirsi. Ormai non si guarda, non è che possiamo farla, però è un'idea che ho negli ultimi anni, che alle volte dico la preparo e poi mi sfugge. Non mi dispiacerebbe farla col gruppo Academy Under 17-19, perché sinceramente sono dei super atleti, quindi le vorrei mettere proprio alla prova, è una sfida personale. Marco, tu? A Sestri dovrebbe esserci un allenatore di funzionale al campo del Rivasamba, all'Andersen, che fa Spartan Race e prepara a Sestri Levante gente per questa specialità qua, che mi sembra impegnativa, però mi sembra anche molto sportiva, nel senso che vedo gente che comunque lo fa per divertimento, tenendo comunque i tempi e tutto, le performance, però mi sembrava di vedere un ambiente molto, molto amichevole, deve essere uno sport interessante. Luca?
Ti ci vedrai lì? No, ormai una volta magari sarei riuscito a fare quelle prove, ma adesso non più. Adesso alcuni ostacoli ho visto per me sarebbero insormontabili, quindi lasciamo stare. Tra l'altro vanno a Montallegro di corse, vengono il primo in 1 ora e 20, cioè è veramente... No, si vede un dispendio di energia. Si vede comunque che la maggior parte erano atleti comunque preparati fisicamente, insomma non erano gente che appunto che si prepara per queste cose, che si allena, ecco. Quindi senz'altro è stata una bella manifestazione. Allora, sono finiti i primi tempi, sia l'Udinese Inter sempre 1-0 per l'Udinese, la Virtus Entella è 0-0. Parlando di questo risultato, facciamo una carrellata invece anche sul Sesti Levante, Simone. Un campionato veramente... Un campionato probabilmente al di sopra delle più rosee aspettative, anche se è troppo presto per dirlo, aspettiamo la fine. Le vicissitudini che ha dovuto subire il Sesti quest'anno le conosciamo, penso, oramai tutte. Non voglio entrare nel merito perché non è la sede opportuna. Però fermiamoci al risultato sportivo, ai meriti della dirigenza, di aver cambiato poco rispetto all'anno scorso. Se pensiamo solo alla linea difensiva, è la stessa linea difensiva, compreso il portiere titolare di un campionato di Serie D. Pensiamo a Massimiliano Pane, non so neanche capitano, difensore e goleador. Capitano, difensore, goleador, idolo di questi ragazzi, sempre disponibile, sempre sorridente, sempre gentile, non so più cosa dire di Massi. Veramente un esempio per questi ragazzi, anche perché... Allora, facciamo un bel applauso a Massimiliano, ma a tutto... a tutta la squadra, la società per questo peccato per il risultato. Sabato quel 2-0 col Pineto. Sì. Adesso insomma abbiamo domenica un'altra partita molto impegnativa, giochiamo ad Ancona, quindi ci sarà sicuramente un ambiente tosto, visto che l'Ancona è in zona play-out. Parliamo di una società che fino a pochi anni fa era in Serie A, mi ricordo una finale addirittura di Coppa Italia con la Sampdoria, quindi insomma c'è uno stadio, c'è un pubblico, però i nostri ragazzi hanno dimostrato di essere dei veri corsari. Ecco, tra l'altro andiamo un pochino sempre con le immagini, tanto vediamo questi ragazzi al Ferrari e ne parliamo ancora un pochino. Fabio, invece, in base alla tua esperienza, cosa ci puoi dire del Sestri? Ma sicuramente questa è un'annata storica, perché comunque da tantissimi anni che non era più allora Serie C o adesso Lega Pro, manca veramente poco e insomma per mia esperienza a volte quando manca poco diventano ancora più difficili le partite, quindi spero che insomma già dalla prima partita utile, quindi da domenica ad Ancona, si riescano a fare i punti sufficienti per poi stare tranquilli e vedere insomma il Sesti Levante dove merita giocare al Sivori, perché insomma come ha detto Simone non entriamo nel merito, però ecco è un peccato, ecco, solo queste immagini, vedere dove si stavano allenando, non al Sivori, e non giocare neanche una partita al Sivori, è un vero peccato per i ragazzi che ci tengono, per tutti i tifosi del Sesti Levante che se lo meritano, e quindi oltre tutte le altre motivazioni c'è anche questa in più. Assolutamente, facciamo il tifo per insomma veloci lavori, ma capisco che non sarà facile nemmeno. È mancato a tutti quest'anno in casa, è mancato ai ragazzi, è mancato a noi, è mancato ai tifosi. Io ho seguito le partite a Carrara perché accompagnavo i ragazzi quando era un pochino più accessibile la trasferta. Carrara più o meno a 40 minuti di strada, e insomma a turno sceglievamo delle leve per andare a fare raccattapalle, però non c'era l'atmosfera casalinga del Sivori, non era la stessa cosa, quindi... Hai toccato un tasto, c'è qualcuno che ha fatto il raccattapalle qua presente? Magari guarda un po' Giacomo, che è interessante quel ruolo, che li vediamo sempre volentieri questi ragazzini che... E invece Hermes, sentiamo un po' la voce dell'esperienza di tanti anni di campi di calcio.
Ecco, Ma pure del Sestri- facciamo vedere il Ferrari, sanno che sono i ragazzini, che così Hermes si orienta nel campo. Restando nell'argomento Sestri, per me quest'anno, salvandosi, è come aver vinto un altro campionato, praticamente, perché le difficoltà ci sono, logistiche e anche dal punto di vista dell'atmosfera, perché giocare al Sivori, ti dico un aneddoto, quando sono tornato a giocare a Sestri, ai tempi era in Serie D, no? E mi ricordo che facevamo riscaldamento prima della partita e non c'era nessuno. Dicevo, io non ero più abituato, no? Poi andiamo negli spogliatoi per cambiarci e per entrare in campo, usciamo dagli spogliatoi, era tutto pieno, ma dove erano? Fuori dalla porta, che aspettavano. Sì, il Sestri comunque ha una tifoseria proprio unica, direi, no? Per le nostre... Così, non è facile, coinvolgente, credo. Coinvolgente. Allora, Massimiliano, invece la tifoseria del basket Rapallo? Non c'è. Non c'è. No, dai. No, abbiamo visto, adesso poi diamo... quest'anno dico l'aver unito le due forze, le due società, ci siamo ritrovati finalmente per i ragazzi dell'Academy, il tifo al palazzetto, perché prima erano un gruppo di 20 ragazzi stranieri, sì, veniva al palazzetto qualche curioso, abbiamo giocato a Chiavari, abbiamo giocato a Rapallo, però nei 2 anni di promozione ce li siamo goduti in casa, perché poi alla fine, ripeto, giusto a Chiavari qualche curioso, ma poi non c'era proprio una struttura sotto come oggi di 130 ragazzi che fanno attività, quindi magari la domenica c'è la palestra piena. Il Rapallo, guarda, ha una tradizione tantissima. Ho citato il papà di Marco, Renato, ma voglio citare anche il papà di Enrico, Orio, Franco, che proprio, io non so, ma ha fatto tantissimi anni, ma quando ha fatto sono un arrivato in grossissimo... Liguria io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di apprezzarlo, perché è una persona vulcanica e ambiziosa come magari lo ero io come lo sono io come carattere, e quindi è stato bello lavorare per lui. Io allenavo la loro prima squadra per 5-6 anni, poi mi ero un po' allontanato e ho costruito questa realtà mia, ecco. Ciacca, dimmi un po', come ti trovi con il coach che hai vicino lì? Bene, bene. Bene? C'è qualche sorriso giù, ma cosa ti incita a giocare bene? Sì, soprattutto la disciplina. Sì. Disciplina. Sì. Abbiamo un rapporto particolare. Ah, particolare. Sì. Però devo dire, quando gli hai detto bisogna che porti su un valido giocatore vicino a te, ha subito indicato te. Sì. Perciò vuol dire che... No, ma lui è stato questi anni in Italia, in dei top club. L'anno scorso era Scafatina 1, poi un po' il suo carattere, un po' la situazione del basket giovanile italiano, non aveva trovato un club all'altezza, allora con il fratello abbiamo deciso che fosse giusto riportarlo a Rapallo per fare un anno di un lavoro un po' più intenso rispetto a tanti club, per poterlo un po' rilanciare. Comunque lui è un 17enne, fa da titolare under 17-19 a minutaggio importante in prima squadra, quindi è un giocatore importante. Ogni tanto chiediamo un po' le storie, no? Quando è iniziato, che ne so, giocare a basket, a calcio, a pallavolo. Nel tuo caso ti ricordi, hai pensato di giocare fin da bambino a basket? No. Quando hai pensato di giocare a basket? Era 2017. Tu avevi quanti anni? Avevo 10. 12 o 11. E tuo fratello aveva già iniziato? È più giovane? Mio fratello aveva iniziato 2 anni fa. 2 anni prima? Ha iniziato nel 2015. Quindi lui ha fatto il nazionale Under 16 2016, quindi dopo la nazionale
è venuto, mi ha detto di iniziare. Tipo suo fratello ha fatto il college in America. Mi ha detto il fratello di iniziare, ma non ero troppo... Non eri convinto? No. Il basket no. E cosa ti piace del tuo ruolo da pivot? Pivot? Spingere. Spingere? Spingere. Prendere ribalzi? Stoppare? Schiacciare? Segnare. Ti passano mai i playmaker? Dicono che insomma i due ruoli centrali, il playmaker e il pivot, o no? Sì. C'è il playmaker che gioca come? Dov'è? Ecco lì, guarda un po' Giacomo serbo lui, nazionale di far dire serbo. due cose, serbo, anche lì patria del basket. Mattia Popovic degli Under 14. Allora, tanto quando è che sei arrivato in Italia, perché arrivi dalla Serbia? Sono arrivato in settembre. What else? Come ti trovi qui a Pallo, nella squadra, con i compagni? Giochiamo sì, tutti i giorni, abbiamo 2 allenamenti per un giorno e anche scuola. Sì, tutti i giorni. E dimmi un po', come va con passi i palloni al pivot qua o no? No, sono playmaker. Playmaker, sì, ma passi il pallone, no? Sì. Sì. Lo Sono mandi a segnare. Sono la coppia più assortita in Academy, no? Il più piccolo come stazza, uno dei più grandi, però non so perché c'è questo mix che sono sempre insieme, quindi è forte. Bene, allora visto che siamo nel basket, cominciamo a dare un pochino di risultati nel basket in questo momento che ci sono i playoff, le squadre anche liguri che stanno giocando la fase finale. Allora sulle immagini dell'Aurora Basket, che ha giocato un turno playoff col Pegli, che ha vinto, diamo tutti i risultati. Diciamo che, come dicevi, siamo primavera, quindi quando ci sono le partite decisive, sono partite di playoff e di playout anche per il basket locale. Partendo dalla Serie C interregionale si stanno giocando le partite del girone A3 per decidere chi avrà la priorità in un eventuale ripescaggio in B, e il CUS Genova ha vinto questo weekend 72-69 con il My Basket Genova e quindi è in testa questo gironcino di 3 squadre. Per quanto riguarda la divisione regionale 1 si stanno giocando playoff e playout. Nei playoff l'Aurora Basket Chiavari, che vedete nelle immagini, ha vinto la prima partita della serie contro il Pegli per 80-65, e invece la Next Step Rapallo e il Tigullio Santa Margherita Ligure giocheranno la loro prima partita dei playoff il prossimo fine settimana. Esatto? Domani. Ah, ok, allora. Siete pronti? Noi sì. Per quanto riguarda invece i play-out, la Valpetroni ha perso 67-61 gara 1 con il Follo, e se perde anche gara 2 a Casazza Ligure sarà retrocessa. Il Villaggio Basket invece ha vinto con 48-33 con la Blussi Lavagna, e anche in questo caso se Lavagna perde anche gara 2 sarà retrocessa. Per la Serie C femminile invece la Polisport Basket Lavagna è in finale con l'Ardita Nervi, e gara 1 sarà il 14 aprile al Parco Tigullio di Lavagna. Benissimo col basket. Luca, andrei in piscina con un commento della giornata. In piscina, andiamo un po' a vedere cosa è successo. Dicevamo si è svolta la Coppa Italia femminile, ha vinto la Seasport Roma battendo in finale il Padova. Per il Rappallo non è andata molto bene perché aveva perso nelle semifinali e quindi non è riuscita ad agguantare questa finale. Ecco. Dicevamo comunque una Coppa Italia femminile giocata bene da ragazze che poi saranno tutte molte impegnate nelle Olimpiadi, quindi si è visto una pallanuoto aggressiva, veloce, quindi insomma le atlete già belle cariche per poi gli impegni futuri. E intanto poi ci sarà il campionato, da concludere il campionato. Per la 1 purtroppo dobbiamo dare la notizia che il Camogli retrocede in A2,
anche in questa pull retrocessione non è riuscito ha fatto un punto e pertanto poi è arrivata la matematica certezza della retrocessione in A2. Invece è divertente quelli che saranno i playoff, parliamo del girone nord della 2, perché Florentia già sicura di andare ai playoff e probabilmente come prima squadra, perché ha perso a punteggio pieno, a parte i 2 punti che ha perso a Chiavari, perché non ha vinto ma ha pareggiato. Poi c'è il Bogliasco che è 6 punti sopra, poi 3 squadre che sono il Brescia, il Torino e la Chiavari Nuoto. Chiavari Nuoto che secondo me in questo momento è la squadra più in forma delle 3, ha battuto il Brescia appunto fuori casa, quindi un ottimo risultato. Questo ha permesso di raggiungere il Brescia a 38 punti e dopodiché il Chiavari avrà ancora lo scontro diretto col Torino in trasferta e poi insomma in quella partita si giocherà proprio le sue chance. Rispetto al Brescia la Chiavari Nuoto ha il vantaggio degli scontri diretti, perché ha vinto 2 partite su 2 e invece col Torino aveva perso in casa la Chiavari Nuoto, quindi bisognerà vedere il risultato di Torino, però secondo me Chiavari in questo momento è la squadra tra le 3 è quella più in forma, quindi ha buone, secondo me, ottime possibilità di raggiungere i playoff. Bene anche il Lavagna, purtroppo ha perso invece proprio giocando a Torino, è rimasto in vantaggio per 3 tempi, alla fine del terzo tempo era in vantaggio di 1 gol, poi nell'ultimo tempo il Torino ha trovato le energie e con alcune azioni in controfuga un po' contestate, anche con alcune decisioni arbitrali un po' contestate, è riuscito poi con un parziale di 5-2 a sovrastare Lavagna e quindi a conquistare i 3 punti per mantenere il terzo posto in classifica. Ecco. Vedremo poi nelle prossime partite cosa succederà, ma senz'altro è molto avvincente, ecco, questa lotta. Bene Luca. Grazie. Allora, gioca con i piedi e vinci con la testa. Domani sera c'è un convegno e sono 2 amici che sono venuti a presentarcelo, sia Nicolò Scallassetta che Francesco Borelli. Un flash di presentazione, tanto ricordiamo a chi ci sta seguendo eccetera che proprio al Teatro Caritas domani sera alle 21 c'è questo convegno. Partite da Francesco Borelli, di cosa si parla in questo incontro? Allora, buonasera a tutti innanzitutto, sarà un incontro centrato sull'allenamento mentale e su tutto quello che dall'allenamento mentale si può ricavare, perché siamo abituati a ragionare sull'importanza dell'allenamento tecnico, dell'allenamento tattico, la parte fisica, la parte atletica, ma è con la testa perché si possono compiere le grosse performance. E quindi c'è una scaletta molto ben cadenzata su tutti quelli che saranno gli argomenti, in particolare mi piace molto l'idea che si possa iniziare a parlare di quello che è la trasformazione del sogno, che ognuno di noi, anche fin da piccolino, può aver avuto, in obiettivo. E quindi seguendo anche determinate tecniche che poi gli specialisti domani sera illustreranno, e si passerà a parlare di linguaggio, di comunicazione efficace, si parlerà di tutto quello che è il potenziale, quindi della zona legata alle credenze che, se sono potenzianti, possono consentire uno stato d'animo dello stesso tipo e conseguentemente azioni potenzianti e risultati di conseguenza della stessa linea. Nicolò Scallassetta, da calciatore, allenatore, è un aspetto un po' trascurato quello mentale secondo te? Ma ci vorrebbero risposte lunghe perché sono discorsi complessi, ma ti chiedo una sintesi. No, bisogna venire domani sera, loro dicono che c'è, dai, vai Nicolò. Tanto buonasera a tutti. Sì, secondo me è molto trascurato, soprattutto qua nel nostro territorio in Liguria. Io ho conosciuto Francesco a inizio anno perché alleno i suoi 2 bambini a Rupinaro e durante un allenamento è venuto fuori che lui anche fa questo mestiere di mental coach e io e mister Matteo Zignago, che mi dà una mano, siamo rimasti subito stupiti di questa cosa e da questa conoscenza poi è nato questo incontro e aperto ai genitori dei ragazzi che fanno qualsiasi sport. Ingresso libero per tutti chi vuole venire, domani alle 21 in Casa Caritas. Domani inizia alle 20:45. Okay, come le partite? Benissimo, grazie a Nicolò e Francesco.
Marco, vogliamo fare il punto sul tennis? Intanto abbiamo visto prima velocemente, ma lo rivediamo, qualche immagine della tua struttura a Sesti Levante, ma un cenno su questa rinascita del tennis in Italia. Sì, non solo Sinner, Berrettini vince a Marrakech. Berrettini ha vinto a Marrakech, poi Sonego, Valvassori, ci sono tantissimi tennisti italiani che si stanno facendo volere bene come Yannick. E tra l'altro domani mattina alle 6:15 parto, vado a Monte Carlo, vado a vedere il torneo di Monte Carlo perché ogni anno vado a vederlo. Spero di vedere Yannick allenarsi perché essendo testa di serie numero 2 avrà un bye, quindi avrà un turno dove non giocherà, però passerà il turno lo stesso. Spero di andarlo almeno a vedere allenarsi. Però sì, sta veramente la Davis, lo Slam, il numero 2 al mondo, cioè sono tutti obiettivi che veramente da tanti anni il tennis italiano non aveva. Bene, allora chiudiamo la parentesi sul tennis. Sono aumentati gli amici che vengono a giocare nella tua struttura con questi esploit di... Allora, io dico una cosa che può sembrare una battuta, ma secondo me sono aumentati quelli che parlano su Facebook e su Instagram di tennis, però veri giocatori di tennis ancora non ne hanno iniziato. No, perché dico la verità, nel senso io mi aspettavo ovviamente da gestore di un centro sportivo con 2 campi da tennis una richiesta di affitti campo, di lezioni, e così come battuta io dico in giro che ci sono tanti leoni da tastiera tennisti, però ci sono è più ancora facile poco. Marco, hai capito? Sì, è vero che è più Flash, facile. e questo paddle prende il posto al tennis? Allora, molto è dovuto anche a questo incremento esponenziale dal periodo del Covid in poi del padel, che ha convertito tanti tennisti nel padel e ha avvicinato molta gente al padel perché ritenuto più facile e quindi di basso impatto, più imparabile in meno tempo rispetto al tennis. Però c'è da dire una cosa, che a livello proprio di campioni nel padel i più forti sono da sempre gli spagnoli e gli argentini, e gli italiani fanno un po' di fatica. Io spero, da gestore di impianti sportivi e comunque da appassionato di tennis, che ci sia anche una ripresa come numero, come praticanti. Ritorniamo, bene questa parentesi doverosa sul padel e sul tennis, ritorniamo al basket perché abbiamo in prima fila Silvia, che sono di quelle persone, credo che per le società sportive sono indispensabili, sono beni preziosi. Vediamo un pochino di andare a sentirla. Non ti chiedo proprio di cosa ti occupi perché sono tante cose, quindi ci metteremo tantissimo. Allora, comunque, spiegaci qual è il contributo, cosa fai per la società. Allora, abbiamo molti ragazzi minorenni, anzi più che minorenni, perché 12, 13, 14 anni, e stranieri che non sono accompagnati dai genitori, quindi io mi occupo soprattutto per quanto riguarda la parte accademia di questi ragazzi, della scuola, i rapporti con i professori, sto male, mi venite a prendere, tutta la parte un po', e mando le foto alle mamme dei piccolini perché le richiedono. Per quanto riguarda il mini basket, iscrizioni, tutta questa parte burocratica. Anche perché i ragazzi minorenni che abbiamo, non avendo i genitori, richiedono un tutore, quindi rapporti col tribunale, assistenti sociali, tutta questa bella parte allegra qui. Però sembra anche che ci sia una parte umana molto pagante però in questa cosa. Sì, poi lui si diverte a organizzare un sacco di cose, un vulcano, cene, pranzi, e si vede anche dalla stazza, e quindi cerchiamo di dargli tutti una mano in questa in questo oltre il basket, diciamo. Va bene, va bene. Mantenere la dieta. Allora, l'Inter ha fatto 1-1, perciò al 10° mi sembra della ripresa.
Vediamo se andiamo. Allora, abbiamo ancora, ci avviciniamo alla fine. Abbiamo 2 genitori, se riusciamo a prendere una mamma e un papà, ci prepariamo. Giacomo, intanto facciamo ancora una carrellata da queste parti. Simone, allora, come Forza Sessi Levante, settore giovanile, Academy e prima squadra. Sì, è una stagione comunque particolare, una stagione di cambiamenti, una stagione dove appunto i lavori non ci hanno aiutato, ogni giorno c'è un problema da superare, però nel Sestri ci piace chiamarci unione, no? L'unione fa la forza e grazie, fammi nominare le 2 segretarie che sono la Chiara Caffero e la Leda Amanda Lorè, sono 2 persone che veramente fanno funzionare un motore a volte quasi perfetto e quest'anno soprattutto l'hanno dimostrato perché a volte ci chiamano gli impresari della ditta e dobbiamo spostare gli spogliatoi, dobbiamo spostare l'attrezzatura, ci siamo allenati anche quasi al buio perché per motivi di sicurezza 2 torri fari sono state spente. Un anno difficile, però secondo me ci rinforza di più e ci dà più consapevolezza per la prossima stagione. Bene, bene Simone. Fabio, ti ricordi quando eri piccolino, cosa facevi tu a quell'età dei tuoi esordienti? Ne combinavo di tutti i colori. No, erano begli anni, mi ricordo i tornei, mi ricordo questo campo che era così grande a 11, quando il passaggio, ora i ragazzi hanno la fortuna di giocare a 9, ma quando giocavamo noi siamo passati da giocare a 7 a 11 e quindi insomma a quell'età, alla loro età mi ricordo insomma questo passaggio che non era stato per niente facile. Allo stesso tempo mi ricordo che quello che parlava prima Tommaso, mi ricordo del gruppo bellissimo, del momento dello spogliatoio che era insomma molto divertente. Erano anni spensierati, era bello, insomma, infatti stare insieme a loro mi riporta un po' indietro col tempo. Funziona il fatto che tu cerchi di trasmettere a loro quello che ti piaceva, loro, il tempo tuo che hai imparato, che ti insomma, volevi e chiedevi all'allenatore. Nel senso, abbiamo parlato tanto questa sera di bisogna rimanere sempre aggiornati, quindi quello che ai miei tempi funzionava, ora magari con loro non funziona più. Però a livello di rapporto... È rimasto, questo ti stavo proprio dicendo, è rimasto che avendo anche in questi anni scorsi fatto delle esperienze nelle società professionistiche come allenatore, sono sempre più convinto che i rapporti umani al giorno d'oggi fanno ancora la differenza e quindi una chiacchiera in più con il ragazzo, con una pacca in più sulle spalle, insomma un affiancarsi a loro porta più risultato che magari mettersi in una posizione da allenatore solo. Ecco, introduciamo un saluto di una mamma. I rapporti invece con i genitori da allenatore? Per me sono una risorsa i genitori, perché insieme dovremmo collaborare alla crescita, al percorso di questi ragazzi che insomma un domani diventeranno degli uomini. Ecco, quindi ogni parte, quindi l'allenatore per la sua parte, i genitori per la loro, dovrebbero collaborare, cioè per me è così, collaboriamo insieme per la crescita dei ragazzi. Allora, abbiamo la mamma Lara che vogliamo sentire proprio un flash di saluto. Tanto dalla felpa direi che è una mamma che segue molto. Sì, decisamente sì, ma è difficile stare fuori l'ambiente di Next Step perché si viene coinvolti in questo turbine che è Max, e poi i ragazzi sono fantastici, sono simpatici e ci tirano dentro e ci coinvolgono, quindi li seguiamo sempre volentieri e ci fa piacere fare il tifo dai più piccoli ai più grandi.
Siamo sempre presenti, cerchiamo di esserlo, le trasferte non sempre è possibile perché le trasferte abbiamo i nostri e seguire anche loro diventa complicato, ma potessimo seguiremo anche fuori. Allora un applauso a tutte le mamme perché abbiamo ancora un papà. E invece Hermes, tu ai tempi cosa ti diceva tuo papà e tua mamma quando andavi a giocare a calcio? Quando ero ragazzino, quando tornavo a casa, che gli dicevo: cosa avete fatto? Abbiamo vinto 2-1. Mio padre mi diceva: portiere che prende gol è scarso. E io mi incavolavo. Addirittura, forse ho parlato tanti rigori in vita mia anche per quello stimolo lì, perché quando prendevo gol mi incavolavo. Ecco, abbiamo una foto che rivediamolo un po' un attimo. C'è una foto di spalle, credo, no? Ecco, questa, spiegacela un po'. Quella lì è quell'anno che giocavo nell'Entella, che avevamo fatto l'amichevole con l'Inter, e quello lì è il rigore di Beccalossi parato. Okay. Facciamo un applauso. E invece poi... Ti dico un aneddoto di Ghiotta che non lo sa neanche lui. Quando ero al Sesti, lui era ragazzo, no? E l'avevo ceduto alla Sampdoria. E erano andati a provare lui e Agnetti Luca, la punta, che era bravo Agnetti anche. E però poi hanno provato, poi continuavano a dire: ma cosa ci prendono, non ci prendono, non ci prendono. E io sapevo già che lui lo prendeva, no? Però volevo che prendessero anche Luca. Poi alla fine Arnusa mi disse: sai, non lo possiamo prendere perché oltretutto avevano ceduto un giocatore, non so che è un centravanti giovane, che non mi ricordo neanche più il nome, e non lo posso prendere, no? Perché sennò... E poi alla fine ho dovuto dire: guarda che però Luca purtroppo non l'hanno preso. Non è stato preso. Abbiamo ancora la foto... Non lo sa neanche lui di cosa. Non lo sa, poi semmai lo spieghiamo bene. Della Sampdoria, una foto della Sampdoria che vorrei farti dire questa, ma la squadra della Sampdoria. Vediamo un po'. Ecco, che anni sono questi? È l'anno che ho esordito in prima squadra. Nel 1968. E l'allenatore, tu eri vice... L'allenatore era portiere. Bernardini. Bernardini. Sì, e Gippo Poggi era il secondo, che era bravo a allenare i portieri, tra l'altro. Perciò, insomma, in tanti se lo ricorderanno sicuramente. Il primo portiere era Piero Battara, no? Sì. Che comunque tu hai fatto diverse partite. Ho giocato più partite internazionali con la Sampdoria nella Coppa delle Coppe, lì, Coppe delle Fiere, cos'era allora? Allora andiamo ancora a salutare... Mi ricordo un aneddoto che avevamo vinto 4-0 con l'Eintracht, no? E c'era in albergo che erano tutti i dipendenti, erano tutti italiani, no? Avevano fatto un casino, ha detto anche se ci licenziano è lo stesso, però hanno preso 4 gol questi. Va bene, chissà quante storie, Hermes, bisognerebbe fare uno speciale. Andiamo da papà Diego, invece abbiamo sentito una mamma, sentiamo il saluto di un papà. Ciao a tutti. Com'è? Sei un papà, ho chiesto di essere una mamma che segue, tu sei un papà che segue per delle partite, com'è? Sì, dobbiamo seguire per forza, a parte che dobbiamo seguire l'Unione, no, dobbiamo seguirli, è bello seguirli perché sono veramente un bel gruppo. Quello che ha detto Simone, quello che ha detto Fabio, è bello vederli crescere insieme, è bello vederli crescere come gruppo, è bello vederli crescere come gruppo soprattutto di amici, perché ormai sono tanti anni che sono insieme ed è bello, è una soddisfazione, è una vera soddisfazione. Poi questa sera è anche bello perché io invece vengo da quel mondo là del basket e vedere quest'unione casuale mi fa molto piacere. Ti abbiamo messo a tuo agio stasera. Assolutamente sì. Un applauso a tutti i papà. Allora, dobbiamo fare cominciare i saluti perché abbiamo finito il nostro tempo. Massimiliano, giocate domani sera. Tutto pronto, Rapallo? Sì. Con chi? Cogoleto. Sono forti? Siamo più forti noi. Siete più forti noi. Tu sei pronto? Sì. Prontissimo? Sì. Bene. Quale media ha di punti a partita? Quanti punti fai circa a partita?
Ti direi... No, allora, io ho un brutto vizio e non Quanti guardo rimbalzi mai... devi tirare? non guardo mai chi Le fa punti. statistiche, quelle cose lì non È pericoloso. No, è uno comunque di presenza, però non è una cosa che mi piace. Sono una delle poche società in Liguria che esiste un sito della federazione dove devi mandare il referto, e ho capito che poi i ragazzini vanno a vedere quanti punti ho fatto, si perde un po' di vista quello che è il gioco di squadra, la vittoria finale, quindi l'ho fatto per la prima parte di campionato, ma per la seconda parte per i playoff ho deciso che non mando nessun referto perché deve vincere la squadra, no? Vedere quanti punti ho fatto quello io. senz'altro, ecco. Però insomma, è sempre interessante sapere poi quello che un giocatore... Nessuno si ricorderà mai di chi ha fatto più punti. Quello senz'altro, quello senz'altro. Bene, allora salutiamo Ciacca Sanogo e saluta tuo fratello, lo aspettiamo qua. E in bocca al lupo per la carriera, Anche lui andrà giù nell'NBA, vedrai. Però tu avrai avuto l'onore di averlo avuto nella tua squadra. Grazie Massimiliano. Grazie. Salutiamo il basket Rappallo. Voglio salutare anche Enrico Orio. Non è presente perché stanno giocando gli under 15 a Spezia. E tutto questo bel gruppo presente. Poi il grande Hermes. Il grande Hermes, ex portiere della Sampdoria, e poi il gruppo di Sestri Levante, Marco Bo. Fabio Ghiorzo, ti lasciamo con tutti i ragazzini. E Simone, grazie anche per l'organizzazione. Grazie per l'invito, è sempre un piacere venire con voi. Grazie per l'organizzazione, porta i saluti a tutto lo spogliatoio, che tra l'altro, Marco, avete un bravissimo portiere. La prima Anacora, squadra. Francesco. Era stato qua l'anno scorso, bravissimo, bravissimo portiere, bravissima persona, un personaggio, un portiere. Speriamo che rimanga con noi ancora a lungo, in attesa di ritornare ad avere tra i pali un portiere di Sestri Levante, visto che insomma come tradizione. La tradizione del portiere di Sestri Levante è lunga e ricca. Molto bene, molto bene. Giacomo, abbiamo finito, sì. Sei soddisfatto? Sì, sempre. Luca, la prossima settimana c'è allora, qualche partita di le cartello? partite, però io volevo dire che c'è stata una bella manifestazione di vela a Rappallo organizzata dal Circolo Nautico Rappallo, degli Snipes, ci sono alcune foto, vedete, nel Golfo del Tiguglio non c'era tantissimo vento, però bisognerà poi che, visto che si parla di sport acquatici, bisognerà parlare un po' di far venire un po' di vento e parlare un po' della nostra squadra olimpica di vela che ha concluso la settimana al trofeo Princesa Sofia in Spagna con degli ottimi risultati, 2 medaglie d'oro, 2 d'argento, quindi con equipaggi che quest'anno alle Olimpiadi potranno veramente farsi valere. E poi poi la Coppa America, perché poi ricordiamo che a ottobre ci sarà la Coppa America con queste barche stratosferiche che cominciano a essere presentate adesso, quindi cercheremo di seguire anche quello. Ecco. Bene, dall'altro del Circolo Nautico Rappallo ci sarà una presentanza lunedì prossimo. Bene, un saluto alla nostra squadra e arrivederci a lunedì prossimo. Grazie.